Dopo l'intervento del Codacons con il responsabile Giuseppe Di Rosa, il grave problema della sicurezza per i residenti nella via Alessio Di Giovanni a Fontanelle è stato ben recepito dall'assessore alla polizia locale Carmelo Cantone, che ha già disposto degli interventi per quanto riguarda la segnaletica stradale utile a regolamentare la circolazione. Adesso rimane da prendere in seria considerazione anche la posa di un dosso per obbligare gli automobilisti a rallentare la corsa, visto che da queste parti, malgrado la presenza delle scuole e di un parco giochi, finora si è andati avanti nella totale incoscienza, un comportamento da stroncare a tutti i costi per evitare tragedie. Giuseppe Di Rosa, l'assessore alla polizia locale, dopo il tuo intervento, ha disposto immediati interventi per evitare tragedie in questa strada, la via Alessio Di Giovanni, dove tu hai potuto constatare la folle corsa delle auto. Sì, guarda, io stamattina, come eravamo rimasti con l'assessore l'altro ieri, visto che io ero fuori città, di buon'ora mi sono permesso di chiamarlo, era in riunione, siamo rimasti che adesso gli farò una segnalazione per individuare precisa la zona, e immediatamente hanno promesso un loro intervento, anche perché ho spiegato che la Solerzia sarà, sicuramente eviteremo qualcosa che potrebbe da un momento all'altro accadere, cioè è una zona a traffico immediatamente da sistemare. Anche perché siamo a 2 passi dalle scuole. No, ma c'è la scuola, ho detto all'assessore che c'è la scuola, ma c'è anche questo parco giochi. Noi ci troviamo adesso. Sì, ci troviamo nel parco giochi, ma oltretutto ritengo che lui stesso mi ha detto, dice, hai ragione, ha capito la zona qual è, se è segnalato da te ci mancherebbe, ci fidiamo, provvederemo subito. Ha già in quel momento era assieme al comandante, ha già allertato il comandante, verranno adesso a fare un sopralluogo e procederanno immediatamente. Si è parlato anche di un dosso, l'unico deterrente forse? Il dosso l'ho chiesto, mi ha detto che dovrà chiedere se ci sono finanziamenti in atto, se hanno in cassa dei soldi. Io mi sono permesso di dire che adesso, parlandone anche con te, proporrò che se eventualmente dovesse essere un problema economico cercheremo assieme ai ragazzi del comitato di Fontanelle di trovare una soluzione, e avendo un'autorizzazione sicuramente i ragazzi non lesineranno lavoro e lo faranno loro stessi, come stanno facendo grandissimi lavori qua a Fontanelle. Anche perché per la sicurezza non penso si debba parlare di soldi, di come. Sai, purtroppo le casse comunali non sono floride da un bel po'. Valuteremo questo, adesso io chiederò se è un problema economico, valuteremo se i ragazzi se la sentono di farlo in minimo mantenimento e capire se si può riuscire a farlo. L'importante è averne parlato allora. Ma è importante averne parlato, aver segnalato, e onestamente devo dire l'assessore si è subito reso disponibile, anche perché ritengo che non poteva farne a meno, perché il caso merita attenzione.